Eccoci qua, siamo tornati in diretta. Buona serata a tutti. Buongiorno in realtà a Elisa Meazzini, collegata da San Diego in California, dove è mattina in realtà. Buongiorno Elisa. Grazie Nicola, buongiorno, buonasera a voi, buon pomeriggio. Buonasera ormai, sì. Siamo qua. Allora, qui sono le 18 e faremo un po' il punto oggi al 14 maggio su quelle che sono anche le disposizioni un po' che in questo momento sono in corso negli Stati Uniti per quanto riguarda l'emergenza. In questa serie di dirette che curiamo su Born in FVG, che è un progetto che ormai ha 4 anni di vita. Io invito sempre ad andare sulla pagina Facebook a dare un'occhiata poi a cosa si tratta, perché è un progetto realizzato anche grazie alla regione FVG. Oggi con Elisa parleremo degli Stati Uniti e dopo che abbiamo annunciato la tua presenza in questa diretta ci sono anche tante domande che mi sono state fatte da persone che vivono qui a Trieste e che dovevano venire anche negli Stati Uniti per vacanza. Quindi insomma abbiamo anche un po' di argomenti che vanno al di là di quella che poi magari è la tua quotidianità, da cui partirei, come ho chiesto a Fabrizio. Innanzitutto ti presento però, per chi non ti conosce, Elisa Meazzini, originaria di Gradisca di Sonzo, però ha lavorato tanti anni a Trieste come giornalista, volto super noto dell'emittente televisiva Tele4 e adesso, insomma, come abbiamo detto, vivi a San Diego in California, anche se non è poi la tua destinazione finale, poi ci racconterai perché. Elisa, la prima domanda è la situazione attuale da te, quindi cosa si può fare e cosa non si può fare in questo momento a San Diego e comunque insomma negli Stati Uniti? Allora, ecco, infatti ci tengo a precisare, gli Stati Uniti, come sai, sono enormi e ogni Stato ha la sua specifica regolamentazione, quindi in particolare, ad esempio, in California noi abbiamo una situazione diversa, se vogliamo, sotto tanti aspetti rispetto, per esempio, allo Stato di New York, dove in questo momento tutti gli occhi sono puntati. Quindi, Stato della California è stato uno dei primi a stabilire il cosiddetto lockdown, la chiusura. L'ordine di stare a casa non è mai stato un obbligo, è stato un ordine di stare a casa. In questo momento però è anche uno degli ultimi stati, o perlomeno sembra sarà uno degli ultimi stati poi anche a riaprire, a alleggerire, come si dice qua, questo lockdown. Quindi vediamo la situazione attuale. Devo fare assolutamente una premessa, che è quella che la situazione di San Diego da sempre, comunque rispetto al resto dello Stato, è una situazione più tranquilla, se vogliamo. Perché? Perché non abbiamo, anche in questo momento, in cui comunque i dati continuano a salire, non abbiamo i numeri della vicina Los Angeles. Ricordiamo, San Diego e Los Angeles sono praticamente 2 ore e mezza di macchina senza traffico, diciamo. Sono più o meno, insomma, 300 chilometri, nemmeno, 200 chilometri. Quindi casi di contagi non ce ne sono tanti da voi? Ce ne sono, ma non sono ai livelli di Los Angeles. Sicuramente non sono ai livelli di New York, per esempio, per darvi soltanto un'idea. Ho tutti i numeri se volete, ma insomma, senza entrare nel dettaglio, vi posso dire che la situazione è molto più tranquilla qua, o se non altro sotto controllo. E come sempre, diciamo, l'aspetto da valutare per considerare la gravità della situazione è quella di guardare come la situazione negli ospedali, come sono le ospitalizzazioni legate al Covid-19. In questo momento sicuramente la situazione è più tranquilla qua rispetto appunto a Los Angeles. Fatta questa premessa, dunque, e come dicevo prima, la California è stato uno dei primi stati ad essere chiuso, tra virgolette, e in effetti non era possibile fare quasi nulla. Una volta che chiudi i ristoranti, chiudi i bar, chiudi le spiagge. La California è un paese in cui, è uno stato, scusate, in cui si vive soprattutto all'aria aperta. Chiudi le spiagge, chiudi i parchi, chiudi i centri commerciali, che sono all'aperto normalmente in California, ovviamente non c'erano molte possibilità di uscire. Perché dico questo? Perché c'era infatti l'obbligo di non assembramento, ma allo stesso tempo né in California né, devo dire, nel resto del paese c'è mai stato, diciamo, questo, un ordine restrittivo come in Italia. Non c'è mai stata, per esempio, la polizia per strada a valutare. Quindi potevate uscire, insomma, per fare una passeggiata? Okay. Sì, anzi, ti posso dire che tra le indicazioni principali c'era appunto quest'ordine di stare a casa, uscire solamente per i servizi essenziali, ma poter fare ad esempio anche un minimo di attività fisica all'aria aperta.
Questo è stato detto da subito. Ovviamente poi il regolamento è anche cambiato, per esempio adesso dal 1° maggio puoi uscire soltanto indossando la mascherina. Non tutti lo fanno. Però, di nuovo, non c'è la polizia che ti controlla. C'è, per esempio, in spiaggia, dove, e qua inizio a rispondere alla tua domanda, scusa, ho dovuto fare la doverosa premessa, da ormai 10 giorni sono state riaperte le spiagge e i parchi, però non è possibile, per esempio, fermarsi in spiaggia, non è possibile sedersi, non è possibile in qualche modo creare le situazioni per assembramenti. Quindi come da noi non ci si può mettere a prendere il sole, per esempio. Esatto, puoi soltanto camminare, puoi fare sport, puoi fare surf, ovviamente San Diego è la città dei surfisti. È una soluzione di compromesso che tutto sommato non va neanche male, perché puoi, almeno vabbè, questo è un parere personale, puoi usufruire degli spazi pubblici senza comunque creare appunto situazioni potenzialmente rischiose. Ecco, lì sì c'è la polizia che ti fa alzare nel caso in cui ti veda seduto. Però, ecco, ci sono state anche delle sanzioni rivolte a persone che avevano ovviamente magari anche forse in orario serale, quindi pensando di essere meno controllati, hanno, diciamo, approfittato della situazione, ma insomma la situazione è piuttosto sotto controllo qui. Quindi hanno riaperto le spiagge, ma sotto queste condizioni. Ristoranti e bar sono sempre stati, non tutti, ma buona parte, aperti con la possibilità dell'asporto. Non sono stati ancora riaperti completamente, però. Ah, sì, partiamo ovviamente dalla cosa più importante, le scuole sono chiuse e l'ordinanza del governatore della California, perché poi c'è anche questo da dire, che c'è la legge nazionale e poi c'è comunque la libertà di intervenire da parte dei singoli governatori. E da questo punto di vista, ecco, le scuole si è già previsto, le scuole pubbliche è previsto che prima di settembre non riaprano. E qua magari poi, se vuoi lo poi facciamo... parliamo anche del... Io volevo farti un'altra domanda. Noi ci siamo sentite 1 mese e mezzo fa, credo, come ho fatto con altri triestini all'estero, per inquadrare un po' qual era la prima fase di questa emergenza. Mi ricordo che con te, ma con tanti altri, parlavamo di una situazione un po' meno tranquilla di quella attuale. Mi ricordo le corse ai supermercati, mi avevi mandato delle immagini tu come altri di scaffali completamente svuotati, di file lunghissime. Quella era stata una fase un po' di paura, così come si era scatenata un po' ovunque, di restare senza cibo, perché si vedevano video incredibili, ma poi anche tu in effetti mi hai mostrato che andando a fare la spesa non trovavi un sacco di cose. Quella fase lì ormai è superata, diciamo, era la paura iniziale. Allora, sì e no, nel senso, sì, la paura è sicuramente superata. Quella fase in cui abbiamo assistito all'inizio è stata una fase assolutamente, non lo so, eravamo tutti un po' spaesati e anche un po' stupiti. Credo che molte persone abbiano visto, l'avevi pubblicato tu forse, Nicole, su Facebook, il famoso video fuori dal supermercato all'ingrosso. No, io l'avevo visto, forse te l'avevo mandato per capire anche se era vero o no. Verissimo, verissimo. Cioè le file fuori dai supermercati, soprattutto quelli all'ingrosso, file interminabili. Nei supermercati all'ingrosso che non sono comuni, ad esempio in Italia, puoi comprare in stock particolari prodotti, tra cui la famosa carta igienica. È stata curiosamente il prodotto andato letteralmente a ruba insieme ai disinfettanti, insieme alle, sì, vabbè, insomma, per esempio disinfettanti di vario tipo, liquidi o in salvietta, per cui perché la carta igienica era sparita in maniera così evidente, non si è data una risposta. Si sono scomodati addirittura degli esperti sociologi per spiegare il fenomeno. Sembra che... Guarda, se ti può consolare, è successa la stessa cosa in Australia e ce la racconterà una triestina tra qualche settimana quando ci collegheremo. A me è successa la stessa cosa. Per qualche settimana è scomparsa la carta igienica. Invece ci ricolleghiamo al discorso che avevi anticipato tu prima. Ovviamente si parla di una dimensione quotidiana che riguarda anche i bambini. E hai parlato delle scuole. Qua a Trieste, qua in Italia non si sa come si riaprirà a settembre ancora, forse metà didattica a distanza, metà in aula, ci sono ancora molte informazioni confuse, ma qui quello che ha fatto un po' soffrire, diciamo, le famiglie è stata la chiusura totale nel primo periodo, nella prima fase, quindi i bambini erano molto limitati nelle attività. Tu mi dicevi che non è stato proprio così lì da te. No, allora,
qui da me le scuole sono state chiuse immediatamente, soprattutto le scuole pubbliche. Io ho un bambino di 4 anni che quindi va ancora all'asilo e c'è da dire che negli stati, faccio l'esempio di alcuni stati, non conosco Certo. la regolamentazione in generale, però ad esempio in California, ma anche a New York e anche in altri stati, non esiste il concetto di scuola pubblica prima dei... In California 5 anni, New York 4 anni, quindi tutte le scuole, tutti gli asili sono privati. Quindi diciamo, poi alcuni con finanziamenti pubblici, ok, quelli sono stati chiusi immediatamente, alcuni finanziamenti pubblici, paghi comunque una retta da privato. Certo. Scuole completamente private, diciamo, hanno avuto più libertà in tal senso, perché potendo garantire un'attenzione nella cura dei bambini, ovviamente cercando di rispettare il distanziamento sociale che i bambini di così piccola età non so sinceramente come sia possibile, però cercando soprattutto per le maestre di seguire certi protocolli, ecco, alcune scuole private a metà tra l'asilo e diciamo a metà tra il nido e l'asilo come lo intendiamo noi, hanno potuto continuare ad andare avanti. Non so le percentuali quanti, pochissimi, a sensazione. Però la grande differenza con l'Italia l'ha fatta in effetti la possibilità di avere delle babysitter in casa, cosa che in Italia mi risulta non sia stato possibile. No. Qua da sempre c'è stata appunto la possibilità di avere una babysitter che potesse venire a casa tua, ovviamente doveva garantire anche in questo caso l'attenersi a determinati protocolli, anche lì poi difficile ovviamente valutare, però insomma lavarsi le mani ogni tot, garantire distanziamento sociale, la babysitter stessa dovrebbe indossare la maschera. E quindi sì, è stato possibile. Sicuramente molte famiglie hanno potuto usufruire di questo. Ma tu con tuo figlio potevi anche uscire, cioè nel senso potevi anche fare una passeggiata, andare, non so, al parco. Per esempio qui a Trieste i parchi sono stati tutti, i parco giochi tutti chiusi con un nastro per evitare ovviamente che i bambini ci giochino e creargli assembramenti. Questo come era gestito lì? Anche qua, perché come ti dicevo nella premessa, da 10 giorni hanno riaperto alcuni parchi, però tu non puoi andare nel cosiddetto parchetto, diciamo, certo. no? Arena, scivolo. Quindi i parchi intesi nella maniera più ampia, aree verdi sono aperte, però non ti puoi fermare. Quindi siamo sempre potuti uscire con i bambini per fare magari solo una passeggiatina. Consideriamo la situazione della California e di San Diego in particolare molto tranquilla. Voi dovete immaginarvi gli spazi, non lo so, 3 volte quelli dell'Italia, marciapiedi ampi, un distanziamento molto più semplice, quindi sì. Quindi questo ha sempre aiutato in maniera naturale, no? La morfologia di questa città in particolare, perché tu poi, innanzitutto nessuno prende i mezzi pubblici, che continuano a funzionare, ma sono pochissimi. In California si usa pochissimo, e soprattutto a San Diego, l'autobus. Quindi ognuno guida la propria auto e anche nel momento in cui ti sposti a piedi, obiettivamente c'è un distanziamento agevolato proprio dalla struttura urbanistica. Chiaro. E quindi sì, con i bambini siamo sempre potuti uscire, ovviamente mantenendo le distanze sociali, ovviamente evitando gli assembramenti e seguendo le linee generali e seguendo anche il buonsenso, perché quello che mi viene da dire è che in questo paese, anche nello stato di New York, dove la situazione è gravissima, perché è tuttora grave, in miglioramento ma è ancora grave, la linea generale è, tu hai ovviamente degli ordini dall'alto, però molto viene affidato anche al buon senso delle persone. Dopo che tutte lo esprimano è un altro paio di maniche. Anche qui. Però in generale diciamo che come dicevo prima, non c'è l'obbligo di stare a casa, c'è l'ordine di stare a casa, sei invitato a stare a casa, seguendo il tuo buon senso. C'è una clausola che adesso non mi ricordo nella sua traduzione precisa, ma il senso è questo, valutando di volta in volta quale sia il caso, quale sia la gravità, quale sia l'urgenza per uscire, per esempio. Senti Lisa, tu come altri italiani che siete all'estero, io ho sentito ovviamente anche triestini, ma anche corregionali,
l'estate era un periodo in cui spesso si torna a casa, quindi soprattutto chi abita in Europa aveva già voli prenotati, magari anche chi sta all'estero, però insomma gli spostamenti erano ovviamente un'abitudine per chi vive lontano da casa. Il momento dell'estate era quello spesso di tornare così, e un'incognita è rappresentata dai voli. Tra l'altro, sapendo di questa diretta, molti mi hanno scritto anche che insomma volevano venire negli Stati Uniti in vacanza, qualcuno aveva già prenotato il volo e tra l'altro non si capisce neanche se ci saranno delle agevolazioni, i famosi voucher eccetera anche nei prossimi mesi. Però mi hanno chiesto, da qui si capisce ben poco, guardando su internet, sulle stesse compagnie aeree, mi hanno detto di chiederti, ma tu che sei lì, cioè è davvero la situazione così caotica ovunque, o forse chi sta lì magari avete notizie più fresche, notizie più aggiornate, o comunque la confusione è totale, che l'incertezza ci sta ovunque? Sì, confermo, anche qua. Ovviamente, vabbè, io grazie anche appunto alla tua richiesta ho fatto un pochino di ricerca. Diciamo che io mi ero già data delle risposte, però ovviamente sono andata a scavare un po' di più e ti posso dire questo. Allora, allo stato attuale non si può viaggiare, a meno che non sia un viaggio essenziale. Quindi ci sono aerei che volano. Ci sono ovviamente, però sono aerei che si occupano di cargo, sono aerei che trasportano per esempio personale medico nelle zone particolarmente colpite dal Covid e soprattutto ci sono collegamenti con l'Europa. Scusate, non ho detto la premessa, dal 18-19 marzo c'è questo divieto di ingresso negli Stati Uniti da parte dei paesi europei. Inizialmente erano rimaste fuori Inghilterra e Irlanda, ma dopo 2 giorni sono state incluse comunque in questo divieto. Quindi ci sono collegamenti con l'Europa, ma sono dedicati a americani, cittadini americani o anche cittadini non americani ma residenti, traduzione carta verde. Certo. Possono rientrare, anzi questi voli sono proprio dedicati al rimpatrio di queste persone. Allo stesso modo io, se volessi venire in Italia, in quanto cittadina italiana, potrei venire potenzialmente. Il fatto è che non si trovano i voli, questo. O comunque, io ho provato, ho detto, vabbè, adesso facciamo finta che io mi prenoto un volo. Non era possibile. Io guardavo ovviamente certe compagnie aeree, non sono riuscita a vedere tutte, quindi non ho il polso di tutta la situazione. La sensazione però è questa, che è difficile trovare i voli, molto complicato, volendo tornare negli Stati Uniti, che è comunque la domanda direttamente conseguente. Io voglio venire in Italia, voglio venire a trovare la mia famiglia, io come tante altre persone, come hai detto tu, ma poi ho la certezza di poter tornare se lavoro qui, se ho degli interessi qui, ovviamente lavorativi. No, non si ha ancora la certezza, non c'è una data per capire quando questo divieto verrà sollevato. Quindi questo divieto continua. Le compagnie aeree si muovono in maniera autonoma, se vogliamo, nel senso, ciascuna ti dà delle possibilità di flessibilità sul biglietto, ti dicono i biglietti già acquistati possono essere cambiati, molte compagnie ti dicono appunto cambiati, non rimborsati, fino ad agosto, e non si sa ancora appunto come sia la situazione. Un'altra cosa direttamente collegata è quella dei visti, perché un'altra domanda che mi hanno fatto anche studenti, ad esempio. Esatto, da quel punto di vista tutto è bloccato, da quel punto di vista. Nel senso che se tu vai sul sito del governo americano in tema di immigrazione ti fa presente che appunto tutte le ambasciate, i consolati americani, che sono poi diciamo gli istituti che si occupano, no, di visti al di fuori dagli Stati Uniti, hanno sospeso l'attività regolare. Tra l'altro anche con un semplice ESTA, no? Che il visto turistico, se tu provi ad andare a farti normalmente lo fai insomma via internet ormai, sì. Anche lì tutto bloccato, perché appunto in questo momento la situazione è ferma. Tra l'altro un paio di settimane fa, anche più ormai, il presidente Trump aveva comunque annunciato che tutti, diciamo,
tutti i tipi di visti, perché ce ne sono tantissimi. Sì, ci sono tanti. No? Però al di là del visto turistico e al di là dei visti permanenti ci sono non so quante sfumature in mezzo, e in questo momento tutto è bloccato, tranne determinati processi, per esempio per chi sta facendo la richiesta di carta verde, per esempio. Quello invece è fuori. Tra l'altro, Elisa, da quello che ho sentito da altri triestini che stanno negli Stati Uniti, è anche molto difficile spostarsi all'interno degli Stati Uniti stessi, cioè nel senso persone che volevano andare a trovare parenti sempre all'interno, ovviamente non si poteva, perché almeno dicevano di non andare. So che tu tra l'altro avevi uno spostamento imminente, un trasferimento sempre all'interno degli Stati Uniti, ma per il momento anche nel tuo caso si sta ferma. Tutto fermi, per l'amore del cielo, anche perché insomma sarei dovuta andare in una zona calda, quindi sull'altra costa, quindi insomma New York, e quindi ovviamente tutto fermo. Gli spostamenti, e sarà fermo finché la situazione non migliorerà. Gli spostamenti in questo momento sono complicati, nel senso, sono complicati perché si è ridotto il numero degli aerei. Si può fare, ma qual è anche lì, qual è il punto poi da valutare ogni volta che ti sposti? Ed è anche il punto che mi sono dimenticata di aggiungere nel discorso europeo, che se anche tu riesci a volare, ti devi fare comunque la quarantena Esatto. in arrivo, insomma, nel posto in cui arrivi, e quindi ovviamente non è facile tutto questo. Se devi calcolare di venire in Italia o in Europa e passare le prime 2 settimane in quarantena, non è che le persone hanno mesi e mesi a disposizione per vacanza. E dentro gli Stati Uniti allo stesso modo, soprattutto riferito, vabbè, il caso più difficile è se tu, per esempio, da una zona come New York esci in altri stati, ovviamente devi anche lì rispettare la quarantena, perché la situazione calda è proprio... È ancora lì. Sì. Mm-hmm. Senti Elisa, ci sono qui in Friuli Venezia Giulia, in Italia, insomma lunedì 18 maggio sarà una situazione di apertura, quindi la seconda fase della fase 2 la chiamano, apriranno molte attività, si ricomincia a respirare un po' di più libertà. Quale sarà invece la vostra fase 2, se così si può dire, la fase successiva a quella attuale? Anche se non ci sono delle certezze, secondo te cosa potrebbe essere il passo successivo in base anche alla situazione sanitaria in questo momento? Allora, e come dici tu, infatti, prima di tutto dovranno parlare i numeri legati ai contagi, legati alla scienza. In questo momento sembra che ci sia un miglioramento, per esempio a New York. In California, che è comunque uno stato dove la curva è rimasta sempre tutto sommato, non ha mai avuto dei picchi come per esempio New York, sembra però dagli ultimi dati che questa curva, cioè il famoso plateau ancora non scenda, quindi basso ma costante. Quindi è per questo motivo che per esempio il governatore della California ancora, tra l'altro non abbiamo parlato, ma inizialmente un mese fa circa erano state riaperte anche alcune spiagge più a nord, tra Los Angeles e San Diego, richiuse immediatamente visti gli assembramenti che si erano verificati. Quindi il governatore della California è molto cauto da questo punto di vista. E sì, ci saranno parziali riaperture anche per le attività, ad esempio il piccolo dettaglio, che non abbiamo nominato prima, che ovviamente è chiuso. Ci saranno delle riaperture graduali, però sul fronte scolastico, sul fronte dei lavori non essenziali, e ancora tutto da vedere. Tra l'altro, una cosa che non ho detto, le proteste che ci sono state anche ovviamente da parte di molti cittadini, le avrete viste ho detto ovviamente perché, le avrete viste nei telegiornali, perché l'economia californiana è la più forte dell'intero paese. Ed è ovvio che molte persone in questo momento stanno lamentando la Vediamo, ecco, scusami, mi era saltato un attimo il segnale. Tranquilla, no, comunque, no, appunto la situazione economica della California, che è una situazione trainante per il paese, dato il momento in cui è stato dato l'obbligo di fermare le attività produttive, ha scatenato molte proteste. Quindi in questo momento si sta parlando soprattutto di questo, cioè quando riapriranno le attività produttive, molte persone hanno manifestato in tutti i modi il loro disappunto proprio per la perdita di lavoro,
ovviamente, e quindi bisognerà capire come gestire questo. C'è una riapertura graduale all'insegno della sicurezza e ovviamente il rispetto appunto delle aspettative che le persone qua hanno per il lavoro. Quindi è una situazione molto complicata che purtroppo sta già creando insomma, molte polemiche. Ci sono degli aiuti a livello economico. Noi l'altro giorno abbiamo parlato con Fabrizia, ci ha detto, Fabrizia da Londra, ci ha spiegato che ecco, l'Inghilterra è intervenuta abbastanza presto su questo fronte per dare una mano a chi era in sofferenza. Lì ci sono degli aiuti già messi in campo? Sì, ci sono degli aiuti che sono stati stabiliti dal governo, aiuti all'economia, aiuti alle imprese e aiuti anche alle persone, perché molte famiglie con reddito basso, medio-basso, ma anche medio, hanno avuto gli aiuti e molti li hanno già ricevuti, quindi sì, sicuramente c'è stato da questo punto di vista attenzione e adesso si cercherà di capire appunto come poter conciliare poi anche le ultime direttive in tema di sanità, perché tornando a questo, come sai, a livello poi centrale c'è questo conflitto, no? Di cui ci si gira un po' intorno, ma la verità è questa, che il presidente Trump continua a dire sì, dobbiamo riaprire, viene comunque frenato dalla sua task force di esperti e viene frenato da certi governatori che non ritengono ancora opportuno aprire completamente, quindi è ancora tutto molto molto in bilico tutto, non si capisce ancora bene come potrà ripartire, come si potrà far ripartire l'economia, che per la prima volta dopo la famosa depressione, insomma, come sapete, ha subito uno shock fortissimo, a cui questo paese ovviamente non è abituato. Senti Elisa, anche con altri tedesini si parla ovviamente di possibili scenari futuri, c'è talmente tanta incertezza che è difficile ovviamente, anche perché siamo tutti in fasi diverse, magari noi siamo in una fase più avanzata perché qui c'è stato ovviamente il boom di casi ormai qualche mese fa. Dal punto di vista tuo, per quello che hai visto finora, hai già detto prima, non c'è ancora una fase discendente dei casi, ma secondo te quando si potrà parlare di una prima ripresa, magari anche stando a quello che dicono lì in California? Immagino che ci siano confronti continui come si fanno qui, ovviamente ognuno dice la sua, qui l'ipotesi è che sarà ancora un'estate molto dura e poi si dovrà fare i conti con una lentissima ma graduale ripresa, qualcuno ipotizza dal prossimo autunno. Secondo quello che tu puoi percepire da lì, da te insomma, cosa si parla in questo senso? Allora, in questo momento, dicevo appunto, le situazioni sono comunque molto diverse. Una situazione è California, dove tutto più o meno è ancora fermo e si gioca molto sul calcolo dei numeri prima di decidersi di dare via a timide riaperture, e il fronte newyorkese, dove in realtà appunto i numeri sono migliorati, seppur nella tragedia, insomma, sono decisamente migliorati. Quello di cui allora, anche qua si vede l'estate come un momento di pausa da tutto questo. Pausa perché? Perché molti virologi anche qui sostengono che le temperature più alte potranno aiutare. E se non la sconfitta, se non altro il contenimento del virus, quindi molti stanno guardando a quello che succederà quest'estate, ma molti temono, esattamente come in Europa, l'ondata di ritorno in autunno, che sarà un'ondata collegata, interconnessa anche con la tipica influenza stagionale, quindi anche qui si teme quello che potrà essere l'effetto dell'autunno. Allo stesso modo, però, questa emergenza ha colto tutti in qualche modo. Adesso non voglio dire di sorpresa, perché poi qua si aprirebbe un dibattito, soprattutto qua in America, rispetto a quanto tempestivamente il presidente sia intervenuto. Però la verità è questa, qua si sta riflettendo molto su come gestire poi la naturale quotidianità, la naturale convivenza con la possibilità di una ripresa del virus nell'autunno. E ad esempio io leggo moltissimo, io leggo molto sull'Italia, su come ad esempio
organizzare i ristoranti, organizzare i luoghi comuni, i luoghi di condivisione. Anche qua si stanno facendo ragionamenti di questo tipo, però da quello che si può leggere mi sembra che la preoccupazione... Noi siamo ancora leggermente indietro, secondo me, nel senso che qua ancora si sta riflettendo molto su quante aziende obiettivamente potranno ripartire. Ci sono grandi marchi nella ristorazione, ma anche insomma nella produzione di diversi beni materiali che hanno dichiarato fallimento. Ed è pensarci semplicemente, non so, alla fine dello scorso anno sarebbe stato impensabile. Quindi siamo ancora in una fase di riflessione, credo, più sostanziale, nel senso rispetto alla crisi che è ancora in atto. Beh, questo fa capire anche che in realtà, pur avendo fasi diverse, siamo un po' tutti nella stessa barca, nel senso che i problemi sono sempre quelli e ovviamente tanti dicono finché non si arriverà alla cura o al vaccino, come hai detto giustamente tu prima, dovremo conviverci, quindi le misure che adotteremo magari qua saranno simili a quelle che adotteremo fuori, che adotterete voi, scusa, e quindi insomma si continuerà, come dicono tutti, a navigare un po' a vista e a capire quale sarà anche l'evoluzione dei contagi, sperando appunto che non ci sia questa ripresa in autunno, perché tante disposizioni messe in atto adesso potrebbero essere vane, però insomma si pensa positivo, no? No, certo, si pensa positivo. E poi, ritornando anche al discorso di cui mi chiedevi prima, i viaggi per molti, insomma, per molti italiani, per molti europei che vivono negli Stati Uniti, anche lì, ok, molte persone hanno rinunciato per tempo, perché comunque, come dicevi tu, c'è stata la possibilità di rinunciare, di spostare il biglietto. Molte persone dicono, ok, allora spostiamo tutto a Natale, faremo Natale in famiglia, per chi ha la possibilità, perché ovviamente non tutti poi hanno... Ricordate che negli Stati Uniti in media 2 settimane di ferie all'anno, 2 settimane Ecco. di ferie all'anno, quindi le si usano o d'estate o d'inverno. E quindi molte persone stanno dicendo ok, aspettiamo Natale, si spera, dopo non si sa, quindi speriamo. Quindi ci vediamo a Natale, Elisa, noi ci faremo gli auguri di Natale. No, beh, veramente, speriamo che, io lo dico sempre, insomma, che ci sia un'evoluzione positiva prima, ne continueremo insomma intanto a raccontare, a tenerci aggiornati anche, perché ovviamente abbiamo anche visto che le novità tante volte sono di settimana in settimana, quindi insomma il collegamento lo facciamo magari anche con una notizia, oltre che le dirette, perché sapere insomma tutto quello che succede nel mondo attraverso la voce dei corregionali, come ci hai raccontato tu oggi, è una cosa molto più sentita, insomma, che leggere magari tante volte qualcosa rapidamente su internet, la voce dà molto più la realtà che si sta vivendo. Io ti ringrazio tanto. Grazie a te, Nicole, per questa opportunità, grazie veramente al progetto Buoni in Friuli Venezia Giulia, che è veramente un'idea eccellente. Grazie, speriamo di vederci magari prima di dicembre, però insomma vediamo come saranno i prossimi mesi. Io ti saluto e ti faccio un in bocca al lupo per tutti i tuoi progetti e anche per il prossimo trasferimento prima o dopo. Nicole, grazie mille, un bacione anche a te, un abbraccio virtuale a tutti quanti e grazie ancora per questa opportunità. Ciao Elisa, buona giornata, ciao! No, grazie. Ciao.